Arrivo a Treviso non dalla stazione e neanche dall'autostrada, ma direttamente dal Circolo Canottieri Sile. Ce l'ho fatta! Questo è Slow Tour. Per caso, Francesco. Ciao! Lui qua è di casa, campione mondiale di canottaggio. Eh sì, questa è la società dove mi alleno sempre. Trevigiano Doc. Trevigiano Doc. Mi porti in giro per Treviso? Io non so nulla, sono il classico proprio turista molto per caso a Treviso e so che è una bellissima città. Va bene, facciamo un giretto a vedere le bellezze di questa città. Tu come ti muovi? Io in bicicletta. Ecco, io invece ho il Segway, questa moderna biga praticamente, e quindi è comodissima per il turista pigro, è una roba, allora guarda, si fa così e così. Se prendi la bicicletta andiamo. Ok, prendo la bici e andiamo. Un tour per Treviso. Francesco, dove siamo qua? Qua siamo nella zona dei quartieri latini dove c'è l'università e si può ammirare... Quartiere latino, Sì. come Parigi. Come Parigi, un po' in più in piccolo perché saranno 2-3 ettari, però comunque abbiamo anche noi il nostro piccolo quartiere latino. E qui c'è un ponte che è famoso perché è il Ponte Dante e questo ponte è stato fatto per ricordare un verso della Divina Commedia in cui il sommo poeta ci parla della nostra città e narra il punto in cui il Cagnan al Sile si accompagna. In pratica è il punto in cui il Cagnan si butta nel Sile, che è dove c'è questo ponte. Cagnan è un torrente che attraversa la città. Treviso è una città disegnata dalle e sulle acque, è incredibile. È tutta acqua, è bellissimo. Ma questo è un quartiere nuovo, ma mi sembra un quartiere vivo. Qua cosa c'è qua? Cos'è? Qui siamo proprio all'interno dei quartieri latini, c'è tutto, c'è una zona commerciale con tutti i negozi e siamo proprio dietro all'università e qui i ragazzi vengono dopo aver studiato nell'aula studio, dopo aver finito le lezioni. Guarda, qui Treviso Europa. Sì. No, davvero, a parte tutto. Poi sono case recuperate, no? Qui Sì, sono tutte case storiche, ristrutturate e riportate a nuovo. E di qua dove andiamo adesso? Adesso andiamo verso la pescheria e poi siamo davanti a dei Carraresi che è un... Carraresi, me li ricordo, sì. Era una grande famiglia che sì. ha in qualche modo governato tutta la zona, non sì, solo Treviso. Ha lasciato questa grande villa proprio in centro alla città dove adesso vengono svolte delle mostre d'arte. I Carraresi in realtà erano padovani e furono molto potenti in Veneto fra il 1200 e il 1400. L'isola di pescheria dove arriva tutto il pesce a Treviso e viene venduto ai vari ristoratori o alle persone che vengono qui a comprarlo. Peccato siamo fuori orario, ma è bellissimo. Le case tra il canale dei Buranelli e l'isola della pescheria sono proprio belle. Questa è la fontana delle tette, appunto. Questo si capisce. Come dicevo, nel Medioevo, durante le feste della città, invece di far uscire acqua dai seni della fontana, usciva del vino. Beh, come facevano, dai, davvero? Sì, e infatti per bere da questa fontana tappa un seno e beve dall'altro. Ah, quindi questo è il rito della trevigianità. Sì. Devo bere dalla tetta, stoppando quella là, ma pensando che sia vino. Treviso.